Man di bieleint, vue o sint al Friul occidental. Lui o escugnut portami da ur anche chei di Udin. Ma ca di un moment o vi odarinsia son preparas su cash lux. Intant qualche indizi parvo altris. Vi odinsio capis di quale cittadine che ho fevelli. E la patrie dai curtis e... Ah, ovvio che a fuarce di quit mortai o sei sul pezzo, Buon che noi vultant. Chi alle sequi che si batte in furlamis come diaval pan dal for. D'altronde, dici coltelleria, dici mania. Allora dai, metti alla prova i doi amigos di Udin. Orpo, fantas, ovesi il curtista i dinch profit. È un murdegno per questa città. Mattia, preparati. Oggi scatto come uno stiletto. Ma sentilo, lo sai qual è il pegno per chi perde, vero? Io non sarei così tranquillo. Dai, fantas, tachin! La storia dei Faris di Mania è taccata al 1453, quando il conte Nicolò di Mania al fas incanalà un flum per sfruttare le energie idriche e falà i mais. Qual isal il flum? A. L'amidune. B. L'aciline. C. La colvare. L'amidune? Ritenta, sarai più fortunato. Mi par logic? La colvare? Prime domande portate a chiesa, Federico. A Mania è una istituzione culturale che è conte la sua storia. A che mi riferisco? A. Palazzo d'Attimis. B. Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie. C. La prima grande fabbrica di coltelli di Maniago. Io dico B, il museo. E io dico C, la prima fabbrica. Mattia, che estetivati! Il museo ha le proprie dentro le storiche fabbriche di Curtis. Alla passe 10.000 tocs unics che raccontano la storia di queste art. Qual è il modello di Curtis prodotto a Mania che ha spopolato dai Stati Uniti? A. Il stil, lo stiletto. B. Il maressial. C. La britule. O desares il maresial. I faris di Mania son bulos anche con quel, ma non è la risposta giusta. Il Curtis Scroc, il Steel. Bulo, Fede! Dopo le guerre, i soldati americani tornano in patria portando come souvenir il steel. Così, dagli anni 50, a Mania è partita una vera industria dal Italian Stiletto. Restin in America, a Hollywood. In più di qualche film dal Star System, sono i fiers di Mania. O fevelli di cines come Indiana Jones, Robin Hood e... A. Kill Bill. B. Lo squalo. C. Braveheart. Direi Kill Bill. Dio perdona, io no. Non è Kill Bill. Braveheart, con Mel Gibson. Cumossi, fevelant di cine. Tal 2012, un'azienda di Mania fa la replica precise dal Curtis di un personaggio dai fumetti. Cui isa il personaggio? A. Tex Willer. B. Diabolic. C. Batman. O soy sicuro, Tex Willer. Tu sei sicuro di vedere una monade allora? Diabolic! Ci hanno fatto pure i film. Bravo Federico! È il coltello utilizzato in tutti e tre i film di Diabolic dei Manetti Bros. Non perdete la testa con tutte queste star e rimanete connessi. Non potete perdervi il finale da brivido di questo video. Occhio Cumò, di più di Vince Heinz a Mania si fa un concorso letterario nazionale indrecciata e squelis, par contis di ogni genere. Ci si chiama il concorso? A. Lama e trama. B. La trama di Maniago. C. Noir Mania. Mi ispira la trama di Maniago. Ma ragione! Beh, io dico ad occhi chiusi, lama e trama. Beh, non Mattia, quando la lama è protagonista della trama. I racconti devono infatti avere protagonisti i prodotti che caratterizzano l'industria e l'artigianato di Maniago. A questo punto o se esapar. Queste sì che gli stade une sfide sul fil de spade. Dai, mi fai perdere la concentrazione. Va in denant. Ultime domande. Qui Calpier al provarà con i shows ma anzi il giug da La Pelose. A proposito, sapete che calè? Beh, pelosa. C'entrano le lame visto che siamo a Magnago. Quindi direi un gioco con la lametta? Ma va! Questo bisogna conficcare il coltello nello spazio e fare l'idea di una mano aperta. And the winner is Federico di Udin. Mattia, chiappe coraggio, ti tocchi. Aia. Dai, plus bel, Aia. plus bel. Aia. 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 Aia.
Se questo video vi ha piaciuto Usare il polear. e vignita metti un biel mi piace. Mandi.